La ferrovia che collegherà il Terminal 2 di Malpensa con la linea Milano-Domodossola è quasi terminata e la visita organizzata oggi da Federbeton Confindustria, la federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, con la collaborazione del Collegio Tecnici per l'Edilizia e Ferrovie Nord, ha permesso di vedere l'avanzamento dei lavori dell'opera. Un viaggio nel cuore del tracciato ferroviario che ha ormai preso forma. La maggior parte delle gallerie artificiali, in tutto sono 10, è infatti ultimata, così come le parti in trincea, cioè a cielo aperto. Anche la galleria naturale, un tunnel di 385 metri scavato nella collina a ridosso della statale 336, è completato. Molti binari sono già stati posati e gli edifici di supporto all'opera sono finiti. Entro la fine di giugno tutte le strutture civili saranno terminate, poi ci sarà la fase dei collaudi e per l'inizio dell'anno prossimo i passeggeri di Malpensa potranno prendere il treno alla stazione del Terminal 2 e proseguire per Milano. Quelli invece che vorranno andare verso Domodossola e la Svizzera dovranno aspettare il 2028.